Io ho detto la verità che io non so niente della straccia, dopo l'ho detto che non so niente della straccia. Il fatto è che io non lo ero e non lo sono, uomo d'onore o mafioso. È vero che io vendevo le sigarette e certe volte vendevo la droga per coprire le spese delle sigarette. E come si sa io ho detto la verità oggi ho detto la verità per quanto riguarda l'assaggi del dottor Borsellino, però non è che io avevo tutto questo interesse di depistare o di dire le bugie sull'assaggio di Borsellino, perché io sono stato sia a Bussassis sia a Pianosa a 41 bis, senza televisione, senza completamente un vegetativo. E io sono sempre isolato, era tutto particolare il mio 41 bis, per motivi di sicurezza. Purtroppo dopo è cominciata la depressione, è cominciata a perdere il zucchero sul cervello e dopo diciamo le forti pressioni psicologiche e tutte queste cose dovevo diventare il clone di Buscetta, dovevo essere Buscetta nuovo e dopo oggi si vede che io non è che avevo nessuna intenzione di depistare. A Pianosa sono stato 11 mesi, proprio in una cella senza niente, senza giornale, senza televisione, senza radio, niente, neanche un Vangelo non dovevano dare. Però per quanto riguarda queste cose, io mi ricordo, perché sono ricordi molto lontani, si parla forse di 30 anni fa, non è che io ricordo tante cose bene, perché io lo diceva il dottor Barbera, io non ero un mafioso, vedi che io, cioè l'avvocato Petroni, lo sa che io cagavo sono buono, e lui mi rispose che se l'avvocato Petroni aveva partecipato pure a strage, che avevano arrestato i miei fratelli, avevano arrestato mio cognato. Il dottor Barbera mi diceva mi faceva capire che arrestava mia madre, e come l'ho protestato sul fatto che io ero innocente e che quell'antilotto mi accusava ingiustamente perché io non sapevo niente. Dopo ha cominciato a arrestare i miei fratelli, cominciato a parlare delle ricettazioni che ho fatto del fratello del Scarantino, ricettazioni che ho fatto da Assaggio Borsellino, tutte queste cose. E quando è stato che io ho parlato con il dottor Barbera, prima dell'interrogatore la dottoressa Boccassini, io gli ho detto che vedi che io non c'entro niente della strage. Io quello che il fatto era che avevo detto, mi avevo accusato, non sento volontà mia, sento giustamente che mi hanno coinvolto in questa situazione non brutta. Per me diciamo erano tutte bugie e dopo nel 95 ho telefonato ai giornalisti che ho detto che non era vero niente quello per quanto riguarda l'assaggi della Medio, che ho telefonato all'Italia 1.